No, sto finendo di registrare l'analisi tattica in realtà. Amici bellini, buongiorno, non c'è tempo da perdere, questo video vi arriva in mattinata, così poi dopo uno può pure gufare quello che vuole gufare, perché la classifica è strana. Però abbiamo parole di Garcia, abbiamo l'analisi tattica, qualche screenshot, le cose belline, cominciamo. Andiamo in fretta perché so ancora il che fare, che devo fare. Misterio, insomma, Maisterio potrebbe anche essere il mio stereo. Benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Possiamo lasciare i like, io sono Valerio Fluido da New York, parliamo del Napoli, facciamo un po' di analisi che è interessante, le pagelle. Partendo dagli screenshot, direi di fare in fretta, di non perderci in chiacchiere. Vediamo se non riesco a tenere un po' più breve questo diamine di video questa volta. Screenshot, ci spostiamo da questa zona per vedere un po' di cose simpatiche. Qui c'è Zielinski, lo vedete? Zielinski, bene, quando si segna da calcio piazzato. Garcia ci fa anche sapere che complimenti allo staff perché l'hanno preparata. In questo caso mi piace sottolineare che c'è l'idea, non è un pallone buttato in mezzo così, c'è proprio l'idea di trovare Østigård, perché Østigård parte in posizione irregolare, ma al momento del tiro fa un passetto indietro e poi prende lo slancio per saltare. Quindi molto interessante questo, perché vuol dire che si studia. Una delle cose che avevamo detto a Garcia: ma li state studiando i punti deboli delle squadre, i punti di forza delle squadre? Sì. Ed è proprio come se anche Garcia, come Spalletti l'anno scorso, ascoltasse i nostri dubbi, le nostre perplessità e ci risponde appena c'è una conferenza. Io per questo voglio tutte le conferenze, perché ci risponde proprio e ci dice proprio: complimenti al mio staff che studia i punti deboli. E avevamo studiato un punto debole del Lecce e lo andiamo a vedere subito. Io qua, dopo il gol di Østigård, perché ma Osimhen non esulta. Qua il gol di Østigård, stanno esultando, vedete Simeone che esulta come un pazzo, lo stesso Lindstrom che va incontro a salutarlo. Kvara va verso Zielinski perché si abbraccia anche quello che ha fatto un bellissimo calcio di punizione, assist. Zielinski non se lo caga proprio. Allora c'è il problema Zielinski che non ama Østigård e non esulta al gol di Østigård. Le esultanze lasciano il tempo che trova. Guardate tutto il video e scoprirete delle cose interessanti. Segnaliamo questa parata di Meret, che non era difficilissima onestamente, ma arriva in un momento in cui la squadra, penso che fosse un calcio d'angolo per noi, tant'è vero che in difesa era rimasto Oliveira, la rincorsa era di Lobotka, non era nemmeno di Østigård che era avanti, tutti in ritardo, tutti scombussolati. Almqvist fa il suo movimento che poi arriverà a liberare Kristovic, che prova a piazzarla, la para Meret, il pallone un po' a giro, non così largo, insomma il pallone abbastanza facile per Meret, però segnaliamo la parata di Meret perché altrimenti ci rimane impresso solo il paperotto e non è il caso. Un'uscita sul calcio piazzato la fa, un'altra non la fa, insomma partita media di Meret. Qua una mezza dormita in realtà io qua la do più a Nathan la dormita. C'è nella situazione di calcio d'angolo, in questa zona c'è un contrasto Kvara-Strefezza che non va a buon fine. In quel momento c'è una distrazione generale, c'è qualcuno che alza una mano, si aspettavano insomma che la palla fosse uscita, Strefezza la mette in mezzo, qua prova la disperata, vedete Simeone, che era perché il Napoli è tornato a zona, quindi c'era Simeone lì, c'è un po' troppa distanza tra Nathan e l'autore del tiro, Pongracic, poi non è che tutti i nomi me li posso vedere, insomma per fortuna la palla finirà alta perché questa era un'occasione clamorosa per il Lecce. Ed ecco perché fa bene Garcia a dire: io adesso c'è da essere misurati. Cioè lui rivendica quanto di buono si è fatto anche all'inizio, perché dice che il Napoli non era così autorevole, e io onestamente sono d'accordo, il Napoli non era così autorevole all'inizio. Io capisco che Garcia adesso voglia sottolineare i numeri che fanno piacere, dove comunque si facevano XG, dove comunque si creava. Lui dice semplicemente: non abbiamo preso la porta.
noi che non siamo risultatisti sappiamo che non era il Napoli che conoscevamo, e adesso che lo riconosciamo siamo contentissimi e diamo i meriti a Garcia, perché bisogna dare i meriti a Garcia. Però quelle là che abbiamo steccato, le abbiamo steccate, amen, non ti preoccupare. Però Garcia ci chiede di essere misurati, non adesso un entusiasmo clamoroso, perché io vi leggo che adesso mi scrivete: se l'Inter perde un po' di terreno noi recuperiamo. L'Inter non ha perso terreno, l'Inter dopo la scivolata si è rimessa subito in sesto con un 4-0 anche loro, il Milan ha vinto, insomma sarà tosta, non pensiamo che adesso va tutto a gonfie vele, le altre cadono una dopo l'altra, sarà un campionato secondo me più equilibrato, divertente, che ce lo dobbiamo godere. Però dice che sia un po' di equilibrio, un po' più di misura, ecco, un po' di misura, cioè non esaltiamoci, però non chiediamo subito Garcia out, manco il tempo di insediarsi, quindi con un po' di misura. E lui dice proprio: non sarò se saremo tra i primi 4, però il nostro dovere è quello, proprio insiste, proprio già arriva in Champions, nessuno mi ha chiesto lo scudetto, io devo arrivare in Champions e questo è il mio dovere. Adesso siamo terzi in classifica, domani c'è Atalanta-Juventus e poi c'è pure la Fiorentina che potrebbe agguantarci, quindi c'è un intruppo là di classifica, il nostro dovere era vincere e l'abbiamo fatto. Qua segnaliamo questo bellissimo triangolo Simeone, Zielinski, Simeone, che poi Simeone si porta il pallone, sparerà, andrà di pochissimo fuori. Questa azione poi viene da un altro triangolo che era Anghissà, Kvara, Anghissà. Bene, il Napoli ci fa vedere sprazzi anche di bel gioco, non esaltante come quello con l'Udinese, però abbiamo comunque giocato bene, va detto. Il dipinto di Kvara, vedete, quando lui poi vuole fare questo passaggio, diciamo, a foglia morta, che va proprio dove deve andare, lui abbassa pure la testa così e il pallone va, lo indirizza proprio col telecomando. E vi posso fare una sorta di parabola ideale. Nel frattempo poi Osimhen andrà, vedi come parte bene da dietro, perché tanto salta più in alto, uno scatto e te lo sei fatto. Baschiriotto, che non è l'ultimo a arrivare, salta altissimo. Osimhen, Paolo gol, buonanotte. Ma non esulta, calma. Come nell'azione precedente, che è un pallone recupera un errore del Lecce, dove però si inserisce Osimhen, poi la dà a Kvara si fa tutto il campo, gliela dà Osimhen l'assist vincente per il gol. Anche il secondo gol, arriva il secondo gol, il terzo gol, che è quello di Gaetano, arriva da un intercetto di Osi, che vedete qui, la dà a Raspadori, che poi la lascerà a Gaetano. E al momento del gol di Gaetano io rischio tutto, qua può essere uno, però ve la faccio vedere in sovraimpressione, perché Osi si vede proprio che esulta, e mi fa più piacere che esulti per i compagni che non per esulti per i gol suo. Tanto non esultava prima e non esulterà dopo, è il suo modo di fare in questo momento in campo. L'importante è che esulti con i compagni e che non ci sia frizione all'interno dello spogliatoio. Poi le cose sue se le vede lui e non mi interessa. Tra l'altro un gran bel gol di Gaetano. In questa posizione avrebbe già potuto tirare, ma nel frattempo segnaliamo il bel movimento di Politano, che si porta via, credo proprio Baschirotto, e quindi si apre lì lo spazio per Gaetano, che può avanzare un altro po' e poi sparare ad incrocio. Molto molto bello. Qua Osimhen carino che dice: ma dammela, stava pure mezzo in fuorigioco. E dopo questa azione qua succede l'esultanza di Osi, che comunque partecipa alla gioia collettiva. Gaetano anche protagonista del rigore che poi segnerà Politano, è tutto suo, perché con caparbietà approfitta di questa incertezza della difesa del Lecce, se la va a prendere, viene strattonato. Per me si può chiamare anche rigorino in altri casi, quando magari due squadre capaci pure che non ce lo danno. Questo qua non è uno scandalo darlo, non era uno scandalo non darlo. Questo si può parlare proprio di rigorino, quelli là inutili, però ci serve per capire che anche su Politano puoi contare se non c'è Zielinski in campo, e se la vedono loro onestamente. E in ultima istanza abbiamo capito perché Garcia ha cambiato completamente volto alla squadra, perché in realtà è Giampaolo. È il maestro Giampaolo che è venuto al posto di Garcia. Poi questo è un deep fake, che la faccia sembra quella di Garcia, ma in realtà è Giampaolo. Con un'analisi tattica andiamo veloce come il vento, proprio perché siamo così. Allora Meret, quindi io do 6, non voglio insistere sulla, perché alla fine si porta un cliché importante a casa. Lo so, la pub, se non ci fosse stata eccetera eccetera, ma magari se non ci fosse stata la mano non sarebbe nemmeno arrivata a tirare quella, e quindi quella pub non l'avremmo vista. Non si può parlare con i 6 per Meret.
6 per Di Lorenzo, che secondo me ha avuto più difficoltà del solito, è andato in crescendo. C'è da ragionare su Lindstrom. Ovviamente Di Lorenzo con Politano è una cosa, Di Lorenzo con Rachmani è una cosa, quindi un pochino più in difficoltà del solito. Lindstrom non è il compagno ideale di fascia, però va in crescendo. Poi anche quando entra Politano meglio il capitano. 6, sicuramente la sua prestazione è sufficiente. Do 7 a Ostigard, convince sempre di più la coppia dei giovanotti. 7 a Ostigard anche per il gol, perché deve far valere la sua forza fisica e lo ha fatto. Do 7 a Nathan, che mi sembra ancora più pronto di Ostigard su alcune cose, mi sembra più convinto quando imposta, mi sembra che abbia anche la personalità di urlare quando deve urlare per chiamare un fallo, un subito, e urlare per dire ti ho fregato, adesso è palla nostra. Meglio, sempre meglio, e probabilmente serviva il tempo di ambientamento, però stiamo vedendo un buon difensore davvero. Non sarà Kim, ci vuole tempo per essere Kim, ma bisogna dare tempo perché è anche giovane. Mi è piaciuto Olivera, mi è sembrato molto sul pezzo, 6,5 per Olivera. E passando ai centrocampisti, 7 Anghissà, un po' ovunque, anche lezioso a volte, ha dimostrato quella Anghissà, quello là che insomma è dominante e anche da solo può gestire il centrocampo quando decide di farlo. Gli possono andare in 3 addosso, la palla resta sua. 6,5 a Lobotka, 7 a Zielinski, altro assist per lui, è sempre splendido da vedere. 5,5 Lindstrom, perché in questa zona, ne abbiamo parlato anche live, non ha proprio questo movimento avvolgente dell'ala che punta al cross, insomma, e quindi ad avere un po' più di ampiezza, tende ad accentrarsi, e quando si accende, essendo destro, ha un po' di difficoltà, forse anche in difesa non aiuta con quella forza e quella precisione e quella prontezza, concentrazione che ha Politano. Lo aspettiamo. 6 Simeone, poverino, c'era andato anche vicino, prende subito un cartellino giallo e quindi dovrà essere sostituito. E do 7 a Kvara, altro assist, altre cose molto belle, lo vedo proprio sbloccato, tranquillissimo nel secondo tempo. Quindi entra Osimhen al posto di Simeone, dopodiché entrerà Raspadori al posto di Kvara, Politano al posto di Lindstrom, e qua si può fare un discorso, tu potevi mettere magari Elmas e Raspadori lo mettevi al posto di Zielinski, perché poi entrerà Cajuste al posto di Lobotka, a tutti gli effetti Cajuste in regia, perché poi resta Anghissà accanto, e Gaetano al posto di Zielinski, proprio posizione sua, mezzala, che deve essere la mezzala più offensiva. Non diventa un 4-2-3-1, però ovviamente Gaetano finisce anche in questa zona, perché la mezzala offensiva si deve muovere in quel momento. Ma per essere sicuro di quello che diciamo, ovviamente i voti anche a loro. 7 ad Osimhen, potete dire quello che vuoi, gli dai solo mezzo tempo, il gol lo fa comunque, entra negli altri gol, è sempre un castigo di Dio. 6,5 Raspadori, anche per lui un assist. Politano 6,5, la partita è poco, però segna il rigore e non è male. E do 7,5 a Gaetano, tutto meritatissimo. Questo ragazzo veramente in altre squadre, se non ci fosse un centrocampo così forte, sarebbe stratitolarissimo. Se io tolgo questo, esatto, andiamo a vedere per sfizio un pochino anche le posizioni medie, perché è molto interessante. Vedete il Lecce continua a dimostrare questo buco qua, come ve l'avevamo fatto vedere in pre-partita, in analisi. C'hanno un buco lì, a volte, e poi l'esterno destro che strefezza si accentra moltissimo, quindi deve andare il terzino sinistro. In questo caso era Gallo, che molto molto offensivo finisce lì, perché secondo me perché anche Lindstrom, essendo più interno, se lo andava a prendere Baschirotto, e andavano in aiuto a turno Ramadani e anche Blin. Questo il Lecce in fase offensiva. Il Napoli, come vedete, Kvara ti garantisce l'ampiezza. Kvara è uno che si accentra e vuole andare al tiro, ma guardate come su tutta la fascia ti sta garantendo quel lavoro ideale per tenere la squadra bella larga quando serve per allargare gli avversari. Non è lo stesso Lindstrom, vedete come tende ad andare qui. Sì, ci sono i puntini interessanti anche sulla fascia, però tende un pochino, anche come posizione di base, tende ad essere più esterno di Lorenzo, che fa tutto quel lavoro, e infatti lo vediamo qui. Proprio nella zona dove Lindstrom non arriva. Interessante anche tutto il lavorone di Olivera, quello di Nathan, quello di Ostigard. Bene
Lobotka, guardate come poi spinge in avanti, e bene Anghissà a tutto campo. Simeone nel primo tempo molte zone di campo e moltissime zone di campo anche per Zielinski. Quando entrano i sostituti, io credo che poi sia anche la posizione media di tutta la partita, ecco perché non si muovono. Però ovviamente Gaetano risulta più avanzato degli altri perché sono le fasi, queste low player involvement, ma si mette esterno sinistro Raspadori, Osimhen qui, e Cagliuste proprio nella zona che era di Lobotka. Vedete che Politano ti garantisce di più quella cosa di andare lì, ed è la cosa più interessante. Statistiche dei giocatori singole, ovviamente a me interessa tantissimo il discorso dei passaggi, come tocchi, cioè come sei involved nel game. Anghissà più tocchi di tutti, era veramente ovunque. Vedete i terzini quando poi giocano bene. Quando il Napoli gioca bene, quanti palloni devono toccare? Toccano addirittura più palloni di Nathan e di Ostigard, e questo è importantissimo. Si arriva a 80, non sono i numeri dell'Udinese, sono numeri comunque buoni numeri anche di Lobotka. E poi guardate sulla precisione dei passaggi. Lobotka diventa, nonostante 91% per Anghissà, ma Lobotka fa passaggi completati in più, 56 su 63. Quindi è tutto lì. Se il Napoli funziona a centrocampo, ragazzi, c'è poco da fare. Tamburelli e prima o poi segni. Passaggi chiave, Zielinski la fa da padrone. Sui cross, ecco, dobbiamo migliorare, non benissimo. Sappiamo che potrebbe essere il nostro punto di forza con un Simeone, con uno Osimhen. Arrivare a creare dei cross sarebbe meglio, ma serve l'ampiezza. Quindi quando sai con Lindstrom e lo stesso Politano non ce l'hai questa cosa. Le palle lunghe, le famose palle lunghe. Arriviamo a Nathan, arriviamo a rispondere al telefono un attimo. Ciccioni, sei in macchina, no, sto finendo di registrare l'analisi tattica in realtà. ma mo corro, no? Non ti preoccupare. No, te lo dico. Vabbè, quindi sei andato su Third Street. Sì. Ok, va bene, ci vediamo tra poco. Ciao. Giustamente si deve fare quello che si deve fare. I lanci lunghi, le palle lunghe, Nathan, Meret, Ostigard, Lobotka stesso. Vedete che il lancio lungo si può fare, ma poi sei preciso come Lobotka che li indovini, bene. I cambi di gioco, bene. Come Anghissà, bene. Se poi metà non riescono, meglio di no. Quello pure vedi, 10 di Meret. Perché? Perché il lancio lungo bisogna capire quale. Se è un passaggio lungo, se è una sventagliata. Insomma, bene così, ragazzi. Ditemi cosa mi sono perso. Ditemi come guferete, perché alla fine non so cosa ti fare tra Atalanta e Juventus. La Fiorentina è meglio che perda o addirittura che pareggi, non lo so. Ditemi voi. Sono giorni comunque pregnanti, perché domani ci sarà speciale Real Madrid, dobbiamo capire la conferenza. State tuned, lasciate i like finali, perché 4-1, 4-0, 4 non è male. È il Napoli che conosciamo, è il Napoli che ci possiamo godere fino in fondo senza perderci un attimo, perché da New York Valerio Fluido è tutta, c'è a fatica. Lasciare di una